Allora, riprendiamo la linea qui dal Piancastagnaio. Scusate, stiamo cercando di organizzarci anche noi. Allora, è stata data una mossa, la mossa non è stata ritenuta valida, riprendiamo. Allora, questa è Voltaia, colori bianco-neri, listato di verde, Giosuè Carboni su Pressing de Mores. Poi abbiamo Walter Pusceddo su Unico Treguenta, insomma Fantini, questa è la portata del borgo. Poi i due Bomario, scusate, i due Tacloti a Bomario in Castello con Giuseppe Zeri e scusate nel coro, e poi che sto inquadrando in questo momento col giubbino rosso-nero, e poi Castello col giubbino rosso-verde listato di giallo, così come le listature di giallo sono nel coro. Ecco, siamo un po' stati sorpresi insomma dalla mossa precedente, fortunatamente non è stata data valida. Ricordiamo che qui non c'è chiamata, quindi il mossiere e la guardia comunale non riusciamo a comprendere neanche questa situazione. Speriamo che tutto si... Ecco, la mossa è stata data valida, è stata data, ecco, è uscita per prima la contraria di Voltaia, è stata una bella mossa, una mossa quasi da palio. Subito ora vediamo Borgo che affianca la contraria di Castello, questa è ritenuta più che altro una prova. Ecco, vediamo Borgo che sta uscendo all'esterno, affiancato dalla contraria di Castello. Sono due le contrade rivali, ecco, scusate, dalla contraria del coro. Vediamo la contraria del coro che chiude il primo giro. Ricordiamo che quest'anno sono 4 e poco più i giri del palio. L'arrivo è proprio, ecco, vedete dove sta suonando in questo momento la campanina, e per la prova sono solamente 2 giri. Scusate questa cronaca un po' affannata, ma siamo rimasti un po' sorpresi anche noi. Attendavamo il mossiere non c'è, quindi ci siamo organizzati alla bene e meglio. Ecco, vediamo sempre la contraria del coro che sta conducendo questa prova, che ricordiamo è importante anche perché decide l'ordine del corteo religioso, e poi al contrario lo stesso ordine però deciderà il corteo storico di domani delle 18. Il corteo religioso di questa sera, che è una grande processione, una bellissima processione, con la presenza dei figuranti delle contrade e del magistrato delle contrade. Ecco, stiamo inquadrando ora la contrada di Voltaia, per ora il mossiere, insomma la prova è finita. Sostanzialmente ormai le contrade stanno in leggero galoppo, se non un trotto. Ecco, vediamo qui Giuseppe Zed, eccoci. Ecco, domani ci organizzeremo anche per la diretta. Ricordiamo che non sarò solo per il palio di Piancastagnaio e.it, per amiatenews.it e il barocco.it ci saranno le altre 2 colleghe, e faremo anche dei servizi in collegamento con Teridea, e poi altri servizi proprio su questo palco a noi riservato anche per Siena TV. Quindi stiamo dando una panoramica un po' d'insieme. Ecco, la prova è finita, e quindi questo è un po' questo esordio dei mezzo sangue. Questa è forse la notizia più importante da dare. In questo palio questa mattina ci sono state le previsite con i veterinari, la clinica veterinaria del Ceppo. È stata una bella giornata, l'abbiamo definita una giornata pulita. Forse era il caso che rimanesse ancora pulita questa sera, una prova che ha visto comunque le 4 contrade scattare in maniera decisa dal canape, che abbiamo visto in realtà un piccolo problema nel ricambio, nel richiamo dello stesso canape. Vediamo infatti che nella zona Walter Bianciardi, lo riconoscete dalla maglia blu, sta parlando con i tecnici del comune. Vediamo se devono risolvere ancora delle cose, perché in realtà il meccanismo serve proprio per evitare l'arricciamento del canapo, che noi in realtà abbiamo notato, e poi magari lo rivedremo nelle immagini. Ecco, ora noi interrompiamo. Questa è la prova per il palio di domani del 18 di agosto, un palio atteso per tantissimi motivi, un palio possiamo dire anno zero, il primo anno con 4 mezzo sangue sulla pista di Piancastagnaio, un palio quindi che
sarà veramente a divenire negli anni, con nuove strategie, nuovi sviluppi, nuovi accordi, nuove situazioni che si andranno a creare nel tempo. Bene, da Marco Conti, Piancastagnaio, oggi è il 17 di... sta uscendo, ecco, un attimo il cavallo del coro, ecco, queste sono situazioni che in realtà dovrebbero essere un pochino più controllate. E vediamo il rettore del magistrato delle contrade sta parlando tranquillamente con alcuni capitani per mettere a punto forse qualcosa, non sappiamo. Ecco, comunque questo è un po' il nostro resoconto piuttosto semplice di questa giornata. Ci vedremo domani sera e forse anche per qualche diretta. Vi ricordo pagina Facebook dedicata da cercare su Facebook, quindi Palio di Piancastagnaio, pagina web, sito web dedicato www.paliodipiancastagnaio.it, gestito da Miata News, che è l'organo di informazione sulla montagna, sulla Miata, www.amiatanews.it, e il sito, l'altro sito collegato con le colleghe Eleonora Menò e Gioara Camilletti, www.ilverrocchio.it. Bene, alla prossima, buonasera. Piancastagnaio, 17 agosto 2017, sono circa le 19:45. Marco Conti.